Una lite tra padre e figlio finita in tragedia. Un figlio diciottenne che afferra un coltello da cucina e ferisce ripetutamente il padre all'addome, lasciandolo in camera, dove poco dopo lo ritroveranno gli uomini dell'Arma senza vita. All'origine del gesto una lite furibonda consumata in pochi minuti ieri pomeriggio nella casa di via Tagliamento, dove vive in affitto la famiglia di origini indiane. Una signora lamentava una lite in famiglia con accoltellamento. La nostra pattuglia nel giro di pochi minuti è arrivata ad Arzignano, via Tagliamento, è entrata nell'appartamento segnalato, ha trovato una donna con un ragazzo che stavano piangendo dicendo di aver avuto una discussione con il marito nel quale è stato usato un coltello e avevano riportato le ferite. Il ragazzo aveva pochi segni, la pattuglia è entrata nella camera da letto e ha trovato invece il marito già deceduto. La vittima, operaio di 49 anni, lavorava in una conceria insieme alla moglie ed è stata proprio lei a chiamare i soccorsi e raccontare la versione dei fatti ai carabinieri. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, ha ammesso le sue colpe, è stato arrestato in flagranza di reato per l'omicidio del padre e portato in carcere a Vicenza in attesa dell'interrogatorio. È stato trovato il coltello che aveva usato il ragazzo per dare le coltellate al padre, parliamo di un ragazzo di 18 anni, e quindi è stato tratto in arresto in flagranza di omicidio.